Un saluto a tutti gli ascoltatori della web TV Esploreama e siamo ad una nuova puntata dedicata al percorso dell'amore, al viaggio romantico e bellissimo nella storia d'amore di Giulietta e Romeo. Un percorso che si snoda dal Veneto fino al Friuli Venezia Giulia, dove è nata la storia, dove ci sono le sue radici, le radici di due famosi amanti, Lucina Savorgnan e Luigi D'Apporto, ed è con grande piacere che noi ospitiamo qui oggi, e lo ringraziamo di aver accettato il nostro invito, il professor Albino Comelli, che assieme ad altri storici come lui e collaboratori è proprio stato lo scopritore, ha portato alla luce la vera storia di Giulietta e Romeo, che nasce qui in Friuli Venezia Giulia. Vero, professor Comelli? Sì, cara Elena Iuri, io la ringrazio molto di questo invito e di questa occasione che mi dà di esprimere la vera storia su Giulietta e Romeo in Friuli. Questa storia è nata veramente prima di me da un grande storico inglese di Liverpool, professor Cecil Clough, il quale per decenni ha studiato la storia e il Veneto e ha scoperto che la vera storia non era veronese ma è friulana. Nel 1985 questo grande storico Cecil Clough, che amava tanto il Friuli, è arrivato all'Accademia Olimpica di Vicenza, ha detto: signori veneti, vi devo dare un dispiacere perché la vera storia non è vostra, non è del Veneto, non è di Verona, non è di Vicenza, ma appartiene a Udine e al Friuli. Ecco, in quel momento è avvenuto una specie di terremoto nel mondo della scienza storica. Io, che nel frattempo avevo appreso questa conoscenza dai signori, dai conti di Brazzacco, soprattutto da De Talmo Pirzo Biroli, da suo figlio Roberto Pirzo Biroli, che avevano avuto un carteggio con Cecil Clough, ho appreso di questa storia e mi sono detto dentro di me: giuro che dedicherò una parte della mia vita a far conoscere questa magnifica storia che darà orgoglio e possibilità anche turistiche al Friuli. Fra l'altro, se si vuole approfondire, lei ha scritto anche delle pubblicazioni, quindi ce n'è una prima che racconta la storia, no? Questa, Giulietta e Romeo, l'origine friulana del mito, Albino Comelli e Francesca Tesei. Quindi questo è il libro che un po' racconta, no? È vero, la storia. È vero. La storia che prosegue le ricerche di Cecil Clough, perché io le porto anche sul piano psicologico, essendo psicologo, e anche sui dettagli della storia che dimostrano chiaramente che la novella Giulietta e Romeo, scritta da Luigi D'Apporto, presenta tanti di quegli elementi autobiografici che si capiva che lui raccontava non la storia di Verona del 1300, non dei Capuletti e dei Montecchi, ma la storia sua, vissuta con Lucina Savorgnan del Monte di Udine. Allora è avvenuto che questo libro fosse presentato di fronte a tutte le autorità, non solo friulane, al Castello di Udine nel 2006, e che fosse il punto di partenza, assieme in presenza di Cecil Clough, fosse il punto di partenza di questa cavalcata della storia friulana nel mondo. Da quel momento possiamo dire che sono state messe le basi storiche e scientifiche della verità storica della Giulietta e Romeo in Friuli. E nel frattempo però ho capito che avevamo un versante, una controbase con cui riferirci, che era Verona, e penso in una maniera, diciamo, abile, abbastanza timida da buon friulano, ma anche abbastanza sveglia, eccetera, che sono andato a Verona, nella sede del Club Giulietta di Verona, potentissimo club, che è quello che gestisce milioni di incontri a Verona, di turisti, di lettere, di pubblicità, di conoscenze, di divulgazioni, e ho detto: signori, appartiene a voi la storia shakespeariana, il grande mito, però umilmente vi faccio presente che la storia vera, quella vissuta realmente, è avvenuta nel 1511 a Udine, da parte di due
di due esponenti del casato friulano come Luigi da Porto Savorgnan per parte della madre e Lucina Savorgnan del Monte da parte di Giacomo Savorgnan. A questo punto ho detto facciamo un'alleanza e con una bella pergamena firmata regolarmente da entrambi, sia da me che da Giulio Tamassia, il presidente, abbiamo stabilito che d'ora in poi avremmo collaborato e difatti pochi giorni dopo, diciamo pochi mesi dopo, è avvenuto che anche il sindaco di Verona è venuto a Udine a omaggiare e a riconoscere personalmente la storia friulana, come noi abbiamo ovviamente accettato e non potevamo fare diversamente alla storia shakespeariana, il mito shakespeariano di Verona. E così con questa pace, diciamo un po' a denti stretti, perché Verona aveva il dubbio che qualcosa potesse essere portato via al suo mito dal Friuli, ma io gliel'ho garantito così dolcemente che ci hanno anche creduto. Però la coda non finisce lì, in realtà noi una parte di quella famosa torta, come dico io, ce la prendiamo, anche se la maggior parte rimane a Verona, per una parte, ed è avvenuto che grazie all'evoluzione, ai progetti turistici dei fratelli Borella dello studio, noi entriamo nel territorio e pur facendo da Tarvisio fino a Verona un percorso con la panchina dell'amore di Giulietta Romeo, pur facendo un percorso costante, noi teniamo presente che il cuore della storia è nato a Udine. Ecco, infatti dall'origine della storia, dalla scoperta che questi due innamorati, poi le loro origini sono friulane, e qui sono intervenuti con la loro creatività e con il loro bellissimo progetto i due fratelli Stefano e Francesco Borella dell'Atelier Borella, che hanno avuto un'idea molto bella, l'idea di creare le panchine dell'amore, le panchine del percorso dell'amore, come quella sulla quale noi siamo seduti, che è qui a Citafiera, la più importante, la più conosciuta, quella che probabilmente è conosciuta in tutto il mondo perché non si contano i selfie, le persone che vi si siedono, è quella che è a Verona di fronte all'Arena, che è la loro panchina. Fra l'altro queste panchine, che fanno parte di una rete, cioè tutti i comuni aderenti a questo progetto, che rappresentano un po' le tappe della storia dei due innamorati, hanno la possibilità di mettere questa panchina, molti l'hanno già fatto, e la panchina, oltre ad avere il porta biciclette, perché noi sappiamo che adesso va il turismo lento, no? E quindi o a piedi o in bici c'è la possibilità di appoggiare la propria bici, di riposarsi, e c'è anche la possibilità tramite il QR code di andare a vedere qual è questo percorso, quali sono i comuni coinvolti. E qui mi ricollego a quanto diceva prima il professor Comelli, il discorso turistico, perché c'è un discorso turistico molto importante legato a questa iniziativa dei fratelli Borella. Fra l'altro l'ultima panchina in ordine di tempo è stata installata proprio ed inaugurata a Udine, nella famosa Piazza Venerio, vero professor Comelli? Piazza Venerio, che è la piazza dove i due innamorati si sono conosciuti il 26 febbraio ad un ballo in maschera e hanno iniziato così la loro storia d'amore. E quindi voglio dire, è molto bello che anche Udine ricordi questa bellissima iniziativa che parla d'amore, certo, soprattutto in questo periodo nel quale purtroppo si parla di cose ben peggiori, perché credo che peggiore di una guerra non esista nulla. Poter parlare d'amore, di belle iniziative, di cose belle, faccia bene al cuore. E non solo, tra l'altro in questo caso ne parliamo d'amore in senso generale, perché si parla di amore per la propria terra, amore per il proprio lavoro, amore per la natura, cioè l'amore in generale, che è uno dei sentimenti più belli che ci sono, per non dire il più bello, vero professor Comelli? Dopo i vari comitati che abbiamo fatto, che abbiamo realizzato, ecco perché appunto poi è sorto, ecco io volevo arrivare anche a questo. Ecco che è sorto anche un comitato molto importante che segue tutti i progetti relativi a Giulietta Romeo, di cui lei fa parte, di cui è presidente il professor Ugo Falcone. Ecco, bene.
è giusto ricordare questo appena nato da poco, Comitato Internazionale, perché io ho voluto, come anche il professor Falcone, inserire dentro dei personaggi anche stranieri e lontani, ma di nome importante, io non li nomino, ma vanno dall'Ungheria fino a Roma, fino in Slovenia. E voglio anche ricordare che tra i personaggi che fanno parte anche del Comitato d'Onore che ho appena citato c'è anche Lorella Fermo, una grande pittrice, una famosa pittrice della Repubblica Slovena qui accanto a noi, la quale ha dedicato più di un dipinto alla nostra storia che ora tu, Elena, puoi far vedere, e dove viene rappresentata i personaggi, Giulietta, cioè Lucina e Luigi, poi con Shakespeare che guarda dall'alto come Vate, mitico, e poi la storia, i due amanti. Il famoso ballo, no? Lucina e Luigi, Siamo, e poi è la chiesa, Piazza Venerio. e poi qui anche le acque, che sono un po' quelle acque forse di Aris, dove eravamo pochi giorni fa, che è uno dei luoghi sacri alla storia di Giulietta Romeo in Friuli, assieme ad altri come Osopo, Manzano, dove lui è stato ferito, Luigi da Porto. Allora diciamo che questa storia è uscita dall'anonimato, dal segreto di pochi intimi, grazie a Cecil Clough, ed è diventata una storia che assieme al mito di Verona tende a completare una grande storia d'amore, quell'amore di cui tu hai detto parole molto belle prima e con cui concluderemo la serata. Io nel frattempo... ecco, volevo proprio arrivare a questo, perché il professor Comelli ha lavorato tantissimo, ha lavorato anche per diffondere questa bellissima storia, che poi non è una storia, è una cosa realmente accaduta. E ha realizzato anche questi depli, che poi sono stati distribuiti in tutti i poli turistici della regione, sì, che però hanno anche questo dipinto ha una storia, vero? Brava. Assieme infatti al dipinto di Lorella Fermo, che ci onora che l'estero abbia dedicato attenzione continua. Ho parlato anche oggi con lei ed è contenta, sarà fra pochi giorni a Udine, Lorella Fermo. Dico, l'iniziale nostro logo basilare per tutti i comitati che nel frattempo si sono susseguiti in questi anni è quello rappresentato nel quadro di Isabella De Ganis, una delle, se non la più importante pittrice friulana, morta purtroppo alcuni anni fa, e che quasi morendo, io ho avuto il piacere e il dispiacere di parlare con lei nei giorni in cui se ne stava andando, e mi ricordo che mi fece vedere il suo quadro, me lo descrisse, qualcosa di rinascimentale legato all'epoca, legato alla pietà di Lucina che consola Luigi ferito a Manzano, che sta anche lui quasi morendo come lei, solo che lui si è ripreso, e comunque in questo quadro lei esprime moltissimo. A Isabella De Ganis, che mi ha incaricato di tenerlo e di viverlo questo come segno del suo affetto anche per la nostra iniziativa, ecco, io voglio ricordare Isabella De Ganis e tutti quelli che hanno partecipato a questo grande, come hai detto tu bene, collaboratori, studiosi, eccetera, della storia di Giulietta Romeo in Friuli, perché dicevamo, compreso quello di cui immagini scorrevano dei registi Sironi e Raiola di Roma e di Parma, che su Atlantide, sulla 7 anni fa, hanno mandato in onda un film lungo sulla storia di Giulietta Romeo, che ha sdoganato a livello televisivo, che poi questo sdoganamento è arrivato anche su Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 28, eccetera, dei vescovi italiani, è stato ripetuto, per cui noi possiamo dire che oggi questa notizia ha avuto una buona divulgazione. Io vorrei dire questo, vorrei dire che non stiamo vivendo un bel periodo, noi sappiamo che c'è una cruenta guerra in atto, la guerra non è mai una bella cosa, anzi le guerre non sono mai belle, portano morte e dolore. Io penso che in momenti come questi parlare d'amore o comunque fare delle attività che comunque
danno spazio a questo meraviglioso sentimento sia una cosa importantissima, anche per tenere gli animi più sereni, per staccare un attimo la spina da situazioni che veramente possono lasciare quella tristezza e quell'amaro, perché noi di fronte a certe cose tremende, purtroppo, e parlo di noi, popolo, di gente normale, siamo impotenti, dobbiamo stare a guardare e sperare che le cose possano migliorare. Quindi noi speriamo con questo percorso, con questa iniziativa, di portare qualcosa di bello nei cuori delle persone e che magari col tempo, avvicinandosi, magari vivendo la storia, vivendo anche la storia di questi famosi innamorati, venga anche la voglia proprio di innamorarsi, ma come dicevo prima, anche proprio della nostra terra, delle nostre radici, delle nostre origini. Io sono innamorata del mio Friuli e si vede, e la Web TV ha questa impronta proprio per quello, e speriamo di trasmettere anche a voi tutto questo. È vero, infatti vorrei aggiungere, se mai è possibile, a queste bellissime parole anche questo. Noi, io in particolare, non solo ho portato avanti il gemellaggio con Verona, che era indicativo, intelligente e produttivo di molti sviluppi successivi, ma anche altri gemellaggi come con gli amanti di Miramare, di Carlotta del Belgio e di Massimiliano d'Asburgo, con cui abbiamo fatto degli incontri anche lì, grazie al comune di Trieste, e poi anche con gli amanti, los amantes, Diego e Isabel di Teruel, che è una cittadina di 30.000 abitanti dell'Aragona, e la ricordo perché mi hanno anche loro sottoscritto una specie di gemellaggio che faccio volentieri, di cui faccio volentieri il pensiero, perché tutti questi grandi amanti che noi ricordiamo e che ho cercato di collegare all'amore nostro di Giulietta Romeo sono stati amori disgraziati, diciamo, come conclusione fisica. Però ricordo che Teruel, che è chiamata la capitale dell'amore dell'Aragona e della Spagna, vivono, gridano grazie a Dio di questo amore, cioè, adesso non vorrei sembrare strumentalizzante, però il fatto che l'amore sia ricordato, vissuto e anche utilizzato per dare onore e forza e ricchezza a un popolo non è, direi, da buttare via. Però noi vogliamo soprattutto riconoscere che il pensiero più prezioso del nostro lavoro, della nostra storia, è quella di mandare un messaggio favorevole all'amore come unico capace di vincere la morte. Anche se poi questi grandi amori sono morti, diciamo, fisicamente, però sono morti, sapete perché? Non perché volevano morire, né i nostri, né Luigi da Porto e né Romeo e Giulietta, ma perché volevano, piuttosto che non vivere il loro amore qui, preferivano morire sperando di viverlo in un altro mondo, in cui credevano evidentemente, perché l'amore non ha confini, non ha vite passate, ma vite future ed eterne. E in questo momento, e finisco, noi diamo questo messaggio a tutto il mondo nel nostro piccolo, sapendo che non supereremo, non vinceremo le follie feroci e crudeli della guerra, come hai detto bene tu, però speriamo che noi qui che ancora godiamo questa magnifica pace, che mangiamo il pane e il latte ogni giorno senza rincorrerci nei rifugi sotterranei, possiamo dare al mondo un messaggio, quello di apprezzare l'amore più di sempre e di sostenerlo come grande difesa per non morire, come ho sempre pensato, sotto il frastuono, il ferro e fuoco dei carri armati, ma per vivere nella bellezza e nella dolcezza e nel piacere e nella signorilità quasi nobile, quasi divina che l'amore. L'amore per tutto, come hai detto tu, che dà il nostro cuore, perché noi camminiamo con le gambe, pensiamo con la mente, ma vogliamo e amiamo con il nostro cuore. E io penso che una conclusione più bella
e più emozionante di questa non la potevamo avere. Ringrazio tantissimo il professor Comelli per averci raccontato in maniera così dettagliata le origini di questa meravigliosa storia, ma soprattutto di averci dato queste pillole di sentimento che ben si sposano con quello che è anche lo scopo di questa bellissima iniziativa e di questa bellissima storia d'amore, che come tutte le storie d'amore, indipendentemente dal finale, sono belle ed emozionano sempre. Io ringrazio di essere stato qui con noi, di averci regalato questa bellissima intervista e questo approfondimento su Giulietta Romeo. Fra l'altro io vi ricordo che per tutti coloro che hanno piacere di poter rivedere le nostre interviste, i nostri approfondimenti, le attività che facciamo, possono seguire Esploreama, la web TV, sia dal nostro sito www.esploreama.it, dalla pagina Facebook Esploreama, Instagram Esploreama, e anche dal sito percorsodellamore.it e dalla pagina Facebook percorsodellamore.it, che è quello proprio dell'Atelier Borrella, che segue tutte le tappe di questa bellissima e meravigliosa iniziativa. Un saluto a tutti e al prossimo appuntamento, vi aspettiamo, grazie per averci seguito. Grazie a tutti, buona serata, Buon buona fortuna e buon amore.